Buonasera, benvenuti a questa edizione del TG Sicilia. Vediamo insieme le principali notizie. Polmoni ostruiti dopo aver respirato idrogeno solforato. Sono i primi esiti delle autopsie sui corpi di 3 dei 5 operai morti a Casteldaccia. Per la strage è indagato il titolare della Quadrifoglio Group. Il reato ipotizzato è omicidio colposo plurimo. Palermo ricorda Peppino Impastato, ucciso 46 anni fa dalla mafia. Giusto continuare a fare memoria, dice il fratello, che oggi ha partecipato alla commemorazione. Fari puntati sugli affari della mafia di Riesi, che per la procura genovese procurava voti al governatore Toti. Il mandamento di Cammarata era ben radicato in Liguria. Negli anni 90 fu protagonista anche di una faida che da Gela e Riesi si propagò fino a Genova. Altri 4 mesi per il ponte di Messina. La proroga di 120 giorni è stata chiesta dalla Stretto di Messina al Ministero perché, dice Ciucci, il ponte è un'opera di eccezionale rilevanza. La Sicilia in crisi idrica, non solo Caltanissetta, nella vicina Gela il cimitero comunale è a secco da più di un mese. Intanto a Catania si è svolto un tavolo tecnico in prefettura sull'emergenza siccità. Calcio in Serie B, Palermo obbligato a vincere domani sul campo del Sudtirol per blindare il 6° posto in vista dei playoff. Serie C. Serie C adesso, 2000 cuori rosso-azzurri al Massimino per l'allenamento a porte aperte della squadra di Zeoli, che da sabato andrà in ritiro a Fiuggi per preparare l'esordio negli spareggi promozione. Bentrovati. In apertura una tragica notizia che arriva da Noto nel Siracusano. Una bimba di 10 mesi è morta perché avrebbe ingerito della candeggina, almeno secondo una prima ricostruzione. Sarebbe stata immediatamente trasferita al pronto soccorso, ma era troppo tardi. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per capire cosa sia successo nell'abitazione. Gli inquirenti hanno interrogato i familiari che sono ancora sotto shock per la tragedia. Forse la bimba potrebbe essere caduta dentro un secchio pieno di candeggina, ma si tratta al momento solo di una ipotesi. La strage di Casteldaccia, adesso le autopsie su 3 dei 5 operai morti hanno confermato la causa della morte. Ad ucciderli l'idrogeno solforato sprigionato dai liquami. Intanto lunedì si svolgeranno i funerali di Giuseppe La Barbera, la vittima più giovane. Migliorano invece le condizioni del 6° operaio ancora in terapia intensiva, Emanuele Corsi. Le vittime avevano i polmoni completamente ostruiti. Le prime autopsie su Epifania Alsazia, Giuseppe La Barbera e Ignazio Giordano, 3 dei 5 operai morti a Casteldaccia, confermano i primi sospetti che attribuivano all'idrogeno solforato sprigionato dalla fermentazione dei liquami la causa del decesso. Domani saranno ispezionati i corpi delle altre 2 vittime, Roberto Raneri e Giuseppe Miraglia. Alle operazioni peritali erano presenti anche i consulenti delle parti offese. Oggi c'è questo triste passaggio delle autopsie, poi confidiamo nell'autorità in tutte le attività che dovranno essere fatte per poi trovare i responsabili, quali sono un po' tutti i responsabili a catena, e noi facciamo il nostro lavoro. In ogni caso poi vedremo un po' anche l'esito della consulenza, penso che verificheranno anche la società Quadrifoglio, vedranno un po' che tipo di attrezzature hanno, perché poi c'è anche un ragionamento di vigilanza nei subappalti, quindi vediamo un po' quello che esce fuori. Intanto c'è questo momento di lutto. La procura intanto ha rilasciato ai familiari di Giuseppe La Barbera il nulla osta alla sepoltura. I funerali del giovane si svolgeranno lunedì nella chiesa del Carmelo di Palermo, dunque niente funerali comuni. Per le morti è indagato Nicolò Di Salvo, il titolare della società Quadrifoglio per cui lavoravano 4 delle vittime, che risponde di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e di lesioni personali colpose gravissime aggravate ai danni di Domenico Viola, unico dipendente sopravvissuto ancora ricoverato nella terapia intensiva del Dipartimento di Emergenza del Policlinico. Il quadro neurologico fortunatamente mostra segnali positivi e di miglioramento. La prognosi resta ancora riservata. È stato dimesso invece l'operaio 39enne scampato alla tragedia.
46 anni fa moriva Peppino Impastato, l'attivista antimafia veniva ucciso dalla mafia e il suo corpo fatto esplodere sui binari della ferrovia. Il fratello lo ricorda: giusto continuare a fare memoria. Marco Gulà. 46 anni sono passati dall'uccisione per mano mafiosa di Peppino Impastato, l'attivista antimafia che con la sua Radio Out puntava il dito contro la mafia. Impastato viveva a Cinis ed era un personaggio scomodo a Cosa Nostra. Così il 9 maggio del 1978 fu ucciso in questo casolare e il corpo, abbandonato sui binari della ferrovia, è fatto esplodere con 6 kg di tritolo. La pioggia non ha fermato le iniziative per ricordare l'attivista. Oggi per noi è una giornata importante, la giornata più importante di tutto l'anno, perché il 9 maggio rappresenta il punto massimo della memoria e del ricordo di Peppino, e dopo 46 anni siamo sempre presenti. In questo momento ci troviamo sul luogo dove lui è stato ucciso, dove c'è stato l'ultimo respiro, e poi il suo corpo viene portato qui a fianco ai binari, a fianco al casolare. Era una mafia violenta, assassina, che uccideva senza pietà. Il fratello di Peppino Impastato evidenzia quanto è importante il ricordo anche dopo tanti anni. Oggi pomeriggio il corteo partito da Radio Out a Cinisi è arrivato a Terrasini. Penso che la memoria è fondamentale. Brecht lo diceva: un paese senza memoria non può mai avere un futuro, e noi dobbiamo costruire il nostro futuro sulla memoria, quello che stiamo facendo oggi. La giornata odierna è un punto nodale della memoria collettiva, ha detto il governatore siciliano Renato Schifani. Il 9 maggio del 1978 veniva ucciso Peppino Impastato, una tenaglia di violenza di matrice terroristica da un lato e mafiosa dall'altro, che cingeva l'anima della nostra società. Giovanni Toti, il governatore della Liguria, è accusato di aver chiesto voti alla mafia di Riesi. Il mandamento di Cammarata era ben radicato in regione. Negli anni 90 fu protagonista anche di una faida che da Gela e Riesi si propagò fino a Genova. Adelaide Barbagallo. L'inchiesta che ha portato all'arresto del presidente della regione Liguria Giovanni Toti ha fatto emergere il ruolo sempre più incisivo assunto dai clan mafiosi, a cominciare dai Cammarata, una famiglia originaria di Riesi, in provincia di Caltanissetta, che avrebbe assicurato voti in cambio di posti di lavoro per i picciotti. La presenza in Liguria di una folta comunità di mafiosi provenienti dal Nisseno, del resto, non è una novità ed è testimoniata anche da una faida tra Cosa Nostra e la Stida per il controllo del territorio e del traffico di stupefacenti, che all'inizio degli anni 90 da Gela e Riesi si propagò fino a Genova con una serie di delitti. Tra gli indagati dello scandalo Toti, Venanzio Maurici, esponente della CGIL, legato alla Sicilia in quanto cognato del capomafia Francesco Cammarata, detenuto per mafia e omicidi al 41 bis. Nell'inchiesta anche i gemelli Italo Maurizio e Arturo Angelo Testa, originari di Caltanissette ed esponenti di Forza Italia in Lombardia. Una presenza, quella della mafia, stabilmente radicata sul territorio, con programmi finalizzati ad allacciare rapporti privilegiati con esponenti del mondo economico e politico istituzionale, senza trascurare di taglieggiare anche alcuni imprenditori. Secondo l'accusa, i siciliani si sarebbero adoperati per procacciare 400 voti alla lista Cambiamo con Toti presidente, in cambio di posti di lavoro. In questa maniera avrebbero rafforzato il prestigio di Cosa Nostra. Il sindaco di Sommatino, nel Nisseno, Salvatore Letizia, ha denunciato la presenza di colpi di arma da fuoco esplosi contro la sua macchina che era parcheggiata vicino casa. Solidarietà è stata espressa dall'ANCI per il grave gesto intimidatorio. Ponte sullo Stretto. La società Stretto di Messina chiede più tempo al Ministero. Servono 4 mesi in più, ha detto l'AD Pietro Ciucci. Il ponte è un'opera di eccezionale rilevanza. Francesco Triolo. 4 mesi in più per la presentazione della documentazione integrativa richiesta dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito della procedura in corso di valutazione di impatto ambientale del ponte sullo Stretto, che con i nuovi termini temporali sarà consegnata entro metà settembre. La società Stretto di Messina, di concerto con il contraente generale Eurolink, ha chiesto una sospensione di 120 giorni dei termini. La decisione è stata motivata dall'amministratore delegato della Stretto Pietro Ciucci per l'eccezionale rilevanza dell'opera e riflette la volontà e il massimo impegno della società nel fornire puntuali ed esaurienti risposte alle richieste di integrazioni e chiarimenti.
Ciucci, che da mesi racconta la favoletta che si trattasse di semplici osservazioni e suggerimenti, adesso chiede tempo non sapendo che pesci prendere, e il commento dei comitati No Ponte che parlano di un grande bluff smascherato, di un progetto che è una scatola vuota. I tempi si allungano quindi, ma intanto prosegue l'iter con la Stretto di Messina che attiverà un cassetto virtuale per la dematerializzazione e la velocizzazione dello scambio delle comunicazioni tra le parti e facilitare così l'accesso agli atti degli destinatari delle procedure espropriative relative alla realizzazione del ponte. Sarà uno strumento su base volontaria che entrerà in funzione dal 10 giugno, ma che lo stesso Ciucci ha precisato non rappresenta un'accelerazione delle procedure espropriative, ma un'attività propedeutica all'avvio della fase attuativa degli espropri, che sarà possibile solo dopo l'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPES prevista per l'autunno prossimo. A Caltanissetta l'acqua manca da 11 giorni, mentre nella vicina Gela il cimitero è a secco da oltre un mese. Nei prossimi giorni la Protezione Civile regionale ha convocato una riunione urgente con Sicilia Acque. Ce ne parla Gerri Italia. Impianti di distribuzione fatiscenti e le continue rotture alle condutture stanno amplificando la crisi idrica che sta attanagliando la Sicilia. Succede ad esempio nel Nisseno, dove tra il capoluogo e Gela la crisi idrica è ormai senza fine. 4 guasti alla conduttura di Sicilia Acque in pochi giorni hanno messo in ginocchio diversi comuni del territorio. A Caltanissetta, ad esempio, in molti quartieri l'acqua manca da 11 giorni. Ieri il sindaco del capoluogo Nisseno, Roberto Gambino, dopo l'ennesimo sfogo, è finalmente riuscito a mettersi in contatto con il dirigente generale della Protezione Civile, Salvo Cocina, che gli ha assicurato l'immediata convocazione di una riunione a Palermo con Sicilia Acque e tutti gli attori interessati. Nell'attesa però i disagi continuano sia a Caltanissetta che a Gela, dove diversi quartieri a nord del centro storico sono a secco da diversi giorni e dove l'acqua manca persino al cimitero comunale da oltre un mese. Pare che l'acqua non arrivi a causa di una perdita che ad oggi sembra non sia stata ancora trovata, nonostante la situazione si protragga da diverse settimane, con il risultato che da tutti i rubinetti delle varie fontanelle di acqua non ne scorre nemmeno una goccia. Una situazione surreale per tutti gli utenti costretti a portare bidoni d'acqua da casa. Questa è una mancanza di rispetto, perché dobbiamo portarci l'acqua da casa. Io sono un cittadino che paga le tasse e vorrei che il giusto venga dato e venga data una degna considerazione alle persone che non ci sono più. Questa è una mancanza di considerazione verso i nostri cari. L'acqua, lo stato in cui versa, tutto il degrado che c'è qua dentro, si aggiunge anche questo. Dal comune intanto, nonostante le segnalazioni, nessuno batte un colpo, così i visitatori dei defunti, oltre che fare i conti col degrado del cimitero, se vogliono innaffiare i fiori portati in dono sulle tombe, devono premunirsi di bottiglie d'acqua già riempite da casa. Speriamo nella pioggia. Il prefetto di Catania prende atto dell'emergenza idrica ed incontra i rappresentanti del comparto agricolo. Presentato un documento di 14 punti per fronteggiare la crisi. Tonino De Mana. Nell'immediato non resta che sperare nel buon Dio affinché faccia arrivare dal cielo l'acqua necessaria per irrigare le campagne siciliane. La crisi idrica e la siccità mettono in ginocchio il comparto agricolo con danni irreparabili alle produzioni, ripercussioni economiche devastanti per le aziende e il concreto rischio di perdita di posti di lavoro. Se ne è parlato questa mattina a Catania, dove il prefetto Maria Carmela Librizzi ha convocato un tavolo tecnico richiesto da Confagricoltura, CIA ed altre associazioni di categoria. La sensazione è che, nonostante gli interventi urgenti, 20 milioni dal governo nazionale come prima tranche e i 13 stanziati dal Ministero delle Infrastrutture, non si potranno avere risposte immediate in grado di fronteggiare l'estate torrida. Reti idriche colabrodo in Sicilia, forse i nodi stanno venendo al pettine. Allora, in questo momento noi dobbiamo fronteggiare quella che è una situazione connessa ad un cambiamento climatico, ad una situazione di siccità. Sicuramente la pioggia, sperando che ancora oggi possa piovere nei giorni successivi, consentirà. Però alcuni interventi che sono previsti sulla diga di Lentini per una possibilità di attingere e la realizzazione di paratie sulla Ponte Barca, che però hanno una valenza più proiettata, diciamo, per il dopo, consentiranno sicuramente di poter meglio fronteggiare questa situazione. La pioggia di queste ore non ha risolto il problema nel Calatino.
La Digogliastro è completamente vuota, ci troviamo di fronte a una stagione estiva che sarà terribile. Al prefetto è stato consegnato un documento programmatico di 14 punti per chiedere sgravi fiscali, misure straordinarie come quelle varate per l'emergenza Covid, l'istituzione di un fondo di ristoro sui mancati redditi ed un intervento immediato e ad ampio raggio della protezione civile. Intanto a Palermo torna la pioggia, intere zone della città sono andate in tilt con vie trasformate in fiumi come vedete e i pompieri che sono dovuti intervenire con i canotti per liberare anche alcune persone che erano rimaste bloccate dentro le auto con l'acqua che arrivava al finestrino. I principali problemi si sono registrati soprattutto nella zona di via Ugo La Malfa, a Partanna Mondello, le abitazioni al piano terreno sono state allagate, automobilisti abbiamo detto intrappolati anche nella zona di via Messina Marine, disagi anche nella provincia, nella zona della statale 113 tra Villa Abate e Ficarazzi. I carabinieri di Palermo hanno confiscato beni per 1 milione di euro a Mario Marchese, vecchio capo del mandamento mafioso di Villa Grazia, morto nel 2016. Il patrimonio, incamerato dagli eredi, adesso fa definitivamente parte della proprietà dello Stato. A Messina è iniziata la fase del risanamento del rione Taormina. Le baracche, lasciate libere dagli abitanti dopo l'assegnazione degli alloggi, verranno sigillate per impedire che qualcun altro le possa occupare. Francesco Triolo. La liberazione dalle baracche a Messina è un viaggio lungo, difficile, complicato anche dal fatto che appena liberate quelle casette venivano subito rioccupate, impedendone la demolizione. Così il subcommissario per l'emergenza Marcello Scuri ha dato il via oggi alla fase 2 del risanamento di Messina, partendo dal rione Taormina. Baracche sigillate, meno 200 è lo slogan che ha voluto lanciare. Queste casette sono state lasciate dopo l'assegnazione prioritaria degli alloggi comunali alle famiglie con persone disabili o affette da gravi patologie. In un paio di giorni sono state isolate e preparate per la sigillatura 100 unità con l'obiettivo di estendere l'operazione a circa 160 baracche complessive per consolidare il processo di rigenerazione urbana della città. La sigillatura comprende la demolizione interna degli elementi strutturali, inclusi i servizi igienici, per rendere le casette completamente inabitabili, il distacco degli allacci di luce e gas. Queste operazioni si protrarranno per i prossimi 40 giorni con l'obiettivo di completare l'intervento entro la metà di giugno. È ancora in corso invece la fase di assegnazione degli alloggi comunali ai soggetti fragili e alle loro famiglie. Passo dopo passo il risanamento va avanti. Dobbiamo ancora completare l'assegnazione a numerose famiglie che hanno ancora un fragile, stiamo ristrutturando delle case, stiamo comprando delle case, stiamo anche riqualificando alcune aree, nelle prossime settimane inizieranno altre demolizioni. Il risanamento quindi proseguirà con l'obiettivo della valorizzazione delle aree urbane messinesi da tempo degradate. Il Tribunale di Catania ha condannato in primo grado per omicidio colposo a 1 anno e 2 mesi con sospensione della pena il primario di cardiochirurgia dell'ospedale San Vincenzo di Taormina, Salvatore Agati, e il cardiochirurgo dello stesso nosocomio Fabrizio Gandolfo, e ha assolto un altro cardiochirurgo, Marcello Campisi, dell'ospedale Garibaldi di Nesima di Catania. I fatti si riferiscono ad una tragedia avvenuta 8 anni fa, quando un bimbo di 10 giorni appena morì dopo un intervento a Catania da parte dell'equipe dell'ospedale San Vincenzo. Cambiamo argomento, anzi rimaniamo in qualche modo nell'argomento ospedaliero, perché i cardiologi oggi sono stati a confronto a Catania per un progetto di rete con l'obiettivo di migliorare terapie e tecnologie per i pazienti di tutta la Sicilia. Ce ne parla Adelaide Barbagallo. Le malattie cardiovascolari continuano ad essere la prima causa di morte. La buona notizia è che migliorano terapie e tecnologie, ma servono progetti di rete. Dalla Sicilia orientale parte un nuovo modello di cardiologia con le unità operative degli ospedali di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa pronte a condividere le loro competenze per offrire le migliori cure ai pazienti. Il primo incontro della Sicilian Cardiovascular Academy a Catania con oltre 600 specialisti. 20.000 pazienti in Sicilia in questo momento
con una malattia della valvola aortica. Allora, oltre una certa età il trattamento è sempre con catetere, però esistono delle condizioni in cui la valvola aortica è malata ben prima dei 75 anni. In questo caso, a seconda del profilo di rischio, è di importanza vitale il rapporto col cardiochirurgo. Professore, sono in aumento queste patologie? In effetti sono in aumento perché c'è un aumento delle prospettive di vita del paziente, per cui noi vediamo molti pazienti anziani, anche molto anziani, che vengono riferiti alla nostra osservazione e noi li trattiamo sempre in Heart Team. La cardiologia sta attraversando una fase di cambiamento rivoluzionario. L'intelligenza artificiale sarà il futuro, perché sia applicata deve partire da una digitalizzazione delle nostre unità operative. Al centro di tutto il paziente. Nuove tecnologie, nuove tecniche ci permettono di migliorare sia la quantità di vita, cioè quanto il paziente vivrà più a lungo, ma anche la qualità della vita, che è un fatto fondamentale. Obiettivo dell'Accademia è coinvolgere tutti i cardiologi dell'isola in un percorso di informazione e di formazione. Il vino dell'Etna adesso che è sempre più affermato nel mercato internazionale, l'eccellenza delle migliori etichette sotto il vulcano è raccontata nella rassegna Contrade dell'Etna in programma a Castiglione di Sicilia dall'11 al 13 maggio. Desiree Ferlito. Come ha definito Stevie Kim, il vino dell'Etna è il vino più sexy del mondo. L'eccellenza del vino siciliano raccontata anche quest'anno nella 15ª edizione di Contrade dell'Etna, la più importante rassegna di vini del vulcano. I nostri vini sono richiestissimi in tutta Europa e in tutto il mondo. L'Etna in questo panorama spicca perché ha avuto una crescita esponenziale soprattutto negli ultimi 15 anni. Parlare dei vini siciliani è compiere un viaggio nella storia e nella tradizione dell'isola. Da sempre, infatti, la Sicilia è terra di produzione di vino con uno sguardo sempre al futuro. Le caratteristiche del territorio, i differenti microclimi fanno sì che ciascun vigneto etneo acquisisca una propria identità riconoscibile a ogni sorso. Centinaia di vini, ognuno con caratteristiche diverse dagli altri, ognuno con delle caratteristiche, delle capacità, diciamo, olfattive che li rendono realmente vini unici, e questo dipende da tanti fattori. Uno fra tutti è il territorio, cioè è il terreno vulcanico che dona a questi vini una mineralità straordinaria. Un centinaio di cantine che rappresentano l'eccellenza della produzione presenteranno i loro prestigiosi vini proponendo una degustazione libera a tutti i partecipanti. È una festa per questi vignaioli straordinari che riescono a produrre dei vini sempre più esaltanti, con delle qualità che sono sempre più avvolgenti. L'evento, in programma dall'11 al 13 maggio, avrà una location d'eccezione, il picciolo Etna Golf Resort a Castiglione di Sicilia. I biglietti saranno acquistabili tramite un circuito online o direttamente in loco. Bene, ci fermiamo per una pausa, ma torniamo tra poco con lo sport, il calcio. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, vigilia di match per il Palermo che domani sul campo del Sud Tirol deve salvare il 6° posto per poter giocare in casa il primo turno, play-off. Marco Gullà. È solo un problema di testa. Per Michele Mignani il Palermo non ha esaurito la benzina, ha solo un blocco mentale. Alla vigilia del match contro il Sud Tirol, ultima giornata di campionato prima dei playoff, il Palermo ha la consapevolezza che questa volta davvero non può sbagliare. In ballo c'è il 6° posto, i rosanero hanno un punto in più rispetto alla Sampdoria e 2 sul Brescia, una vittoria esterna, quindi contro il Sud Tirol che ormai non ha più nulla da chiedere al campionato, garantirebbe la 6ª posizione, ma i siciliani nelle ultime 12 partite hanno vinto una sola volta. Partita decisiva, nel senso che noi dobbiamo mantenere la nostra posizione e quindi questa partita presuppone che ci siano dei punti in palio veri e poi ci serve anche per non perdere la concentrazione per quelle che saranno poi le partite secche dei playoff.
Anche domani confermato del Splanche in porta, Gomez e Ceccaroni sono out, così come Di Mariano, Basic e Koulibaly. In difesa Diakité, Lucioni e Nedelciauru confermati. In attacco si va verso la conferma di Brunori e Soleri. Ranocchia recuperato. Ci sarà domani fischio d'inizio alle 20:30. In 2000 al Massimino per l'allenamento a porte aperte del Catania che prepara l'esordio nei play-off. Zeoli attende di conoscere l'avversaria, ma ha già chiaro da quali basi partire. Marco Carli. In 2000 in tribuna A al Massimino con le bandiere e con il consueto affetto della tifoseria rossazzurra. Questa è l'atmosfera dell'allenamento che il Catania ha fatto disputare nello stadio di casa. Finalmente la presenza del pubblico che ha risposto presente, come sempre. Zeoli in campo, intanto studia le mosse per il prossimo impegno. Squadra che vince, almeno l'ultima decisiva partita, aggiungiamo, non si cambia. Troppo presto per dirlo, ma è evidente che alcune idee tattiche che Michele Zeoli ha proposto con il Benevento sono d'attualità, anche per la prima della fase nazionale dei playoff, che andrà in scena martedì prossimo. Qualcosa potrà dipendere dall'avversario che si conoscerà domenica dopo il sorteggio, ma non crediamo che l'allenatore a 2 giorni dalla partita stravolgerà più di tanto, un assetto che al momento gli dà qualche garanzia. Il sistema 5 o a 3, che dir si voglia, prevede una migliore copertura degli spazi quando si difende. Il punto è con quanti uomini attaccare e come supportare la manovra delle punte. Ecco perché la posizione di Cicerelli mezzala, un po' alla Peralta, studiata con i beneventani, può essere riproposta, così come è evidente che Quaini, piazzato al centro della difesa, sia un ulteriore argine e permette inoltre di far girare meglio la palla quando si deve partire da dietro. L'altra caratteristica del periodo è quella di giocare ogni 3 giorni se il Catania dovesse andare avanti, e dunque pensare delle alternative ci sta. E allora ecco che Conte può valere anche da mediano davanti alla difesa, ma a determinate condizioni. Insomma, il Catania ci prova, tenta di far prevalere le proprie qualità rispetto alle difficoltà che hanno infarcito la stagione. Questi ultimi giorni di lavoro sono importanti e saranno vissuti prima in sede, da sabato a Fiuggi, e poi da lunedì vicino alla città in cui gli etnei disputeranno la partita. Ora ci si gioca tutto e il Catania attende curioso di scoprire se avrà veramente qualche asso nella manica che possa alimentare il sogno. Bene, questo era l'ultimo servizio, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia, vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.